Amici bellini, ci siamo. Non lo so che cosa, i rumori che si impossessano del microfono e addirittura dei software. Benvenuto Space, siamo arrivati alla vigilia di questa partita importantissima e la voglio affrontare intervistando Carlo Alvino per avere anche un po' più di positività, perché Carlo rappresenta questo anche per i tifosi e ci deve stare, ci può stare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like anche per onorare il mio ospite e per darmi soddisfazione personale, perché i like sono gratis, mi hanno detto, e non perdetevi il finale dove prendo la parola dopo aver parlato veramente di tutto. Abbiamo affrontato tutti i discorsi a me cari e poi prendo la parola per parlare proprio del Verona, perché voglio approfondire un discorsetto in particolare. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un piacere e un onore, sono contentissimo di potervi portare sul canale una persona che non ha bisogno di presentazioni e lo accogliamo con molto piacere e felicità. Carlo Alvino, grazie. Ti abbraccio te virtualmente, abbraccio tutti quelli che ti seguono e lasciami dire abbraccio tutti i tifosi del Napoli, che è una cosa bellissima, in attesa poi di abbracciarci sul serio quando riapriranno il Maradona. Assolutamente sì, tu rappresenti veramente un punto di riferimento per i tifosi, perché tu hai questo filo diretto continuo da sempre e quindi sei veramente un punto di riferimento per tutti noi. Carlo, prima di parlare di calcio avrei una curiosità, la perplessità un po' di tutti. Sì. La telecronaca tifoso, con questo cambiamento da zone, i nuovi diritti, non possiamo avere una speranza di riascoltare una voce amica che parli della nostra squadra? La speranza è l'ultima a morire, ma mi viene anche da pensare che chi speranza vive poi disperato muore. No, io devo essere sincero. Noto con grande piacere che a distanza di anni, vedi, tu adesso ne sei testimonianza reale, a distanza di anni ancora me lo chiedete, me lo chiedi tu, me lo chiedono tanti tifosi del Napoli. Credo che al tifoso, soprattutto al tifoso del Napoli, manchi quell'accompagnamento in voce che invece altre squadre hanno e continuano ad avere. Non conosco la politica aziendale di DAZN, che ha preso i diritti, e quindi non posso anticipare se eventualmente DAZN deciderà oppure no di inserire anche la cronaca del tifoso. Non ne faccio una questione personale, attenzione, in generale io credo che mi piacerebbe che potesse tornare quell'accompagnamento che serve anche a darti una carica particolare quando le cose non vanno bene, perché poi quando le cose vanno bene camminano da sole, invece in determinate situazioni quando la partita si mette male, mi piacerebbe che ci fosse per il tifoso del Napoli quella carica particolare, anche perché, per amore di verità, spesso noto che nelle telecronache il Napoli non gode di particolare simpatia, ma non voglio aprire una polemica. No, ma io poi aggiungo una riflessione. Molto spesso il racconto di una partita influenza anche il parere poi che il tifoso avrà alla fine. Assolutamente, anche perché quello che tu racconti durante la gara lo metabolizzi subito, lo fai tuo e te lo porti come tua considerazione personale. Quindi se in quel momento tu racconti dal tuo punto di vista, che non è quello di un amante di quei colori, quello che sta accadendo, chi involontariamente, chi ti segue, quel commento lo fa suo e magari addirittura lo amplifica. Invece mi piacerebbe, ripeto, che ci fosse più benevolenza nei confronti del Napoli, non fosse altro perché poi voglio dire, raccontare il Napoli degli ultimi anni, al di là di qualche annata più o meno sfortunata, è sempre stato un racconto altamente positivo, visti i risultati raggiunti sul campo, questo va detto. Caspita. E parlando di campo, siamo finalmente arrivati alla vigilia di questa partita. Io Sì. ho avuto un'ansia, il tempo si è fermato questa settimana, non so te. Io ce l'ho ancora, e più ci avviciniamo, siamo a 24 ore più o meno dalla gara, più si avvicina il fischio d'inizio e più cresce l'ansia, ma credo che sia un'ansia positiva, l'ansia di chi tifa Napoli. Poi diciamo la verità,
in cuor nostro sappiamo che il Napoli è straordinariamente più forte del Verona e c'è solo un risultato, che è la vittoria. Il Verona viene da 9 partite, 3 pareggi e 6 sconfitte. Quindi voglio dire, la forza del Napoli è straordinaria. Io porto rispetto, ma temere domani il Verona è fuori luogo. Però il calcio è strano, facciamo il tifo, l'ansia non ce la può togliere nessuno da dosso, questo è poco ma sicuro. È solo una preoccupazione legittima, sì, quella del tifoso, insomma. È un pochino le storie che, insomma, anche le storie che accadono e che ciclicamente accadono. Guarda, ti racconto un aneddoto particolare. Ieri ero un po' a smanettare, come facciamo tutti quanti noi, tra YouTube, i vari social, smanettavo così a mo' di cazzeggio, si può dire, no? Sì. Quindi mi divertivo a vedere qualche filmato dell'epoca. Mi è capitato sotto mano un filmato di Medire Gol con Elio e le storie tese, che cantava benvenuto campionato, bentornato campionato. Ti amo campionato. Cioè, ma una cosa vecchia di 20 anni, mi sono venuti i brividi, io ridevo, ma mi venivano i brividi, perché in quella canzone ci sono riferimenti a partite, naturalmente, sempre della stessa squadra, ci sono riferimenti agli arbitri, ci sono riferimenti a tutte cose realmente accadute, che avevo rimosso per un motivo molto semplice, perché sono un amante del calcio vero, il calcio fatto di passione, il calcio dell'onestà, il calcio dell'appartenenza, il calcio del tifo identitario. Quindi quell'episodio più o meno oscuro che ciclicamente torna, uno lo rimuove. Invece poi, andando a scovare quella canzone di Elio, ragazzi, ma si è aperto un mondo. Ho detto, mamma mia, sono passati più di 20 anni e non è cambiato nulla, anzi forse il tutto è peggiorato, cioè si è amplificato in maniera negativa. Mi sono venuti i brividi, ridevo, però ripeto, mi sono venuti i brividi, mamma mia. Il problema è quello che quando c'è il VAR fa ancora più male, perché tu dici, certo, lo vedi. Tu pensi che vai verso la trasparenza, vai verso la modificazione dell'errore, e invece, ahimè, purtroppo non è così, al momento non è così. Però attenzione, io resto favorevole al VAR, resto dell'idea che il VAR non va cancellato, perché poi ci stanno portando a fare valutazioni sul VAR del tipo, vabbè, allora una volta che è inutile togliamolo. Hai ragione. Andiamolo ad amplificare il VAR, cambiamo il protocollo, diamo la possibilità alle squadre almeno 2 volte a tempo di obbligare l'arbitro ad andare al VAR, diamo al VAR ancora maggiori strumenti, ma non cadiamo nel trappolone di dire, siccome il VAR non serve a niente ed è clamorosamente fallito, aboliamolo. No, questo è un trappolone nel quale non dobbiamo cadere. Napoli-Verona, parlando di formazione, riusciamo ad intuire, perché ci sono credo un paio di scelte che Gattuso deve fare, il resto è più o meno... Guarda, è chiaro che solo domenica, nell'ultima riunione tecnica, quella del tardo pomeriggio, Gattuso scioglierà gli ultimi dubbi, però a 24 ore dalla partita mi sembra di poter dire che si va sempre di più verso quella che è stata la formazione tipo delle ultime settimane. Stavolta mi sento di poter dire che rispetto alla trasferta di Firenze molto probabilmente avremo Demme in luogo di Bakayoko, questo lo possiamo dire. Teniamoci questo dubbio, che è anche divertente, Lozano-Politano, ma giusto per farci una risata e per poterci ricamare sopra, tanto poi come peschi bene, voglio dire, perché insomma mi pare di capire che è un bel dubbio. Meret e non Ospina per l'ultima di campionato. Sono curioso, questa è una curiosità mia personale, sono curioso di capire anche la scelta tra Isai e Mario Rui, al momento con Isai ovviamente in vantaggio. Poi per il resto, insomma, Osimhen terminale offensivo, Lorenzo Insigne che speriamo possa toccare quota 20 gol, Zilischi che ha festeggiato il compleanno l'altro giorno è in una forma straordinaria, e poi la formazione è praticamente è fatta con questa coppia di centrali inedita
ma che ci sta dando grandi soddisfazioni. Parlo di Rachmani e Manolas. Peccato perché per l'ultima di campionato almeno 1000 spettatori si potevano portare allo stadio. Per l'Inter si è fatto questo strappo alla regola per festeggiare lo scudetto, si poteva pensare di farlo anche per il Maradona, così non è stato. Ci diamo appuntamento all'anno prossimo per lo stadio aperto. Credi che qualcuno, insomma, fuori allo stadio... Sì, assolutamente. Ho certezza che domani sera ci sarà lo chiamo accompagnamento, ci sarà un accompagnamento all'esterno del Maradona, proprio all'ingresso del passo Carrabile, immagino e spero con tutte le dovute precauzioni legate al Covid, quindi col distanziamento, con le mascherine, però ho certezza che ci sarà un po' di quel calore. Bel tifo, il calore e quel tifo rappresentativo che è la prerogativa di noi napoletani. Carlo, per ringraziarti e per andare a chiudere, ti faccio una domanda un pochino più generale. Credi, noi qui dal Caffè Napoli 1926 abbiamo fatto partire una petizione che poi era una forma di lettera aperta verso il presidente Aurelio De Laurentiis. Un pochino gli chiedevamo, ma De Nicola, perché è stato lasciato andare via, che era una figura professionale straordinaria e aiutava anche la prevenzione di certi, la forma, lo stato di forma, e poi chiedevamo questa figura intermedia che possa aiutare il rapporto con i media, il rapporto squadra-allenatore. Credi che De Laurentiis sia pronto a fare questo passo in avanti che potrebbe aiutare la società? Vuoi una risposta proprio sincera, come piace a me, senza peli sulla lingua? Ti chiamo per questo. Credo che non faccia parte delle idee di De Laurentiis. Aggiungo che anche io mi iscrivo al partito di quelli che lanciano questo messaggio. Mi piacerebbe che ci fosse questa figura cuscinetto. Non credo che il presidente sia ancora né pronto né propenso al momento, però poi in prossimo futuro chissà. Visto che la domanda me la poni oggi, ti rispondo oggi. Un'idea su dove ci si butterà per l'allenatore? Il Napoli deve capire che vuole fare da grande, se puntare forte. Io sono dell'opinione che poi qualsiasi scelta farà il presidente, mettiamo da parte l'antipatia, la simpatia, i trascorsi, tutte queste chiacchiericce che l'allenatore nuovo dovrà essere valutato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese sul campo. Se farà bene ci innamoreremo sempre di più del suo Napoli, del Napoli di questo nuovo allenatore. Se farà male lo criticheremo, come è giusto che sia. Se mi chiedi, avresti rinnovato il contratto a Gattuso? Io ti dico di sì, soprattutto per lo straordinario giro di ritorno che Rino Gattuso ha fatto. Però questo è il calcio, queste sono le aziende, si chiude una pagina, se ne apre un'altra. Per me chi arriverà sarà, a prescindere, il più grande allenatore al mondo, solo perché siete sulla panchina del Napoli. Meriterà sostegno, perché noi stiamo diventando, stiamo prendendo l'hashtag facile in città e non va bene. Lasciamoli perdere questi hashtag inutili, facciamo un solo hashtag Forza Napoli sempre. Mi piace chiudere così. Signori e signore, Carlo Alvino, grazie mille. Ciao, buon proseguimento, ciao, Forza Napoli sul serio, e lasciami dire, non c'è accida nessuno. Ciao, grazie. Amici miei, grazie per essere arrivati fin qui, veramente significa tanto per me, per questo che insomma la crescita del canale sta diventando veramente, mi sta sfuggendo di mano, sono molto contento. Però il Verona, se qualcuno avesse voglia, insomma, se l'ansia è talmente alta che dovete sentire un altro video, andatevi, c'è la scheda qui, andatevi a rivedere il secondo. Feci 2 video di approfondimento, io ho rivisto il secondo, se Gattuso si dimettesse. Era talmente un periodo pazzesco, perché poi veniva anche dal post Supercoppa, quindi c'era un Insigne devastato, c'era Petagna, c'era un'idea di gioco, e lo ribadisco, però c'era poi una squadra che stava mollando, e quindi mentre noi abbiamo una legittima paura, una legittima ansia da partita, perché poi tutte le partite sono diverse, può capitare la partita storta, capita il calcio. Però un attimo solo, come l'ho detto per la Fiorentina, lo dico adesso: c'è Osimhen in gran forma, c'è una squadra, però non solo il singolo, c'è una squadra che ha ripreso consapevolezza nei propri mezzi, e c'è un lavoro che Gattuso ha fatto psicologicamente e tatticamente su questi giocatori, e ha ripreso veramente una squadra che rischiava di andare male. E adesso, rivedendo questo video, capisco anche certe accuse anche pesanti
e certe idee che anche i tifosi, oltre che i giornalisti, si sono fatti sul tecnico e sulla squadra. La delusione era forte, me ne rendo conto, però io intravedevo anche delle buone idee, delle idee di gioco che si potevano mettere in pratica con i giocatori adatti. Quindi va bene, il Verona presserà alto, farà la sua partita, e l'ultima partita vogliono fare bella figura, faranno la loro gara. Please, Demme, please, perché dobbiamo essere più dinamici, dobbiamo essere in grado anche di avere il doppio play se è il caso, perché se dobbiamo superare il primo pressing, dobbiamo avere persone che con il pallone se ne liberano subito. Quindi sebbene Bakayoko abbia fatto ottime partite nel finale, preferisco Demme. Vai con Lozano per me, vai con Osimhen, lanciamoli verticali e creiamo scompiglio. Mentalmente ci siamo sul pezzo, quindi attenti alle preventive, perché il Verona è una squadra che gioca da una fascia all'altra. Attenzione, Lazovic, Zaccagni, vediamo chi giocherà in attacco, però insomma è una squadra che veramente ti può mettere in difficoltà con i cambi di gioco e con la velocità, le triangolazioni. Questa è la loro forza. Fanno molti falli, quindi ti fanno giocare male. Il Napoli deve essere bravissimo a non ingripparsi se il gol non arriva subito, pazienza, prendendo spunto dalla partita con la Fiorentina. Quindi il ricordo fresco è un ricordo positivo, il ricordo fresco dell'andata invece non lo era. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ce l'abbiamo fatta, è stata una settimana proprio così, ma proprio così, e domani andiamo live e quello che succede succede. Io non cambio idea, è stata una stagione emozionantissima, mi sono divertito, ho imparato delle cose e ho conosciuto ancora meglio la mia community. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Yam 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 yam. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.